secondo video di oggi, dopo il primo alla vetta della Marmolada, ci stiamo dirigendo verso i serrai di Sottoguda, itinerario caratteristicissimo qui della zona ai piedi della Marmolada, e andiamo insieme a vedere questo fantastico luogo. Distribuzione caschetti. Eccoci, siamo in partenza. Beh, intanto vedete abbiamo messo il caschetto anticaduta sassi, perché il percorso passa attraverso una gola stretta e proprio in mezzo a pareti rocciose. Questo percorso è lungo 2 km, di altri 150 metri, perché il torrente qui nel corso di migliaia di anni ha scavato appunto questa fenditura tra le rocce. Si parte in discesa. Dimenticavo di dire che è considerato uno dei canyon più spettacolari delle Dolomiti. Purtroppo nel 2018 Vaia, il ciclone, con le sue distruttive precipitazioni ha praticamente creato un'apocalisse qui nei serrai. Infatti tutte le opere sono state divelte dall'inondazione e hanno dovuto ricostruire tutto da capo. Infatti per qualche anno questi serrai sono rimasti inagibili e solo relativamente in tempi recenti hanno appunto avuto modo di riaprire al pubblico per visitarli. Pensate, un'inondazione che si scatena e si abbatte giù per questi scogli dell'acqua così stretti, di quanti metri si può alzare in poche ore. Guardateli anche in versione invernale, stupendi. Ci sono le cascate d'acqua che scendono dalle pareti in estate, che poi in inverno congelano, creano veramente delle pareti di ghiaccio che sono gettonate anche per fare ice climbing e comunque arrampicata su ghiaccio. Cominciamo con queste pareti immense, stiamo inoltrando nel percorso vero e proprio. Dimenticavo che gli autori di questo meraviglioso percorso non è solo il torrente Pettorina, che è quello che scorre qui, che vi ho appena inquadrato, ma anche il ghiacciaio della Marmolada, che era talmente imponente che si diramava giù per le valli e appunto si inoltrava anche lungo queste pareti che all'epoca non erano così scavate, ma l'azione combinata di acqua e ghiaccio hanno fatto sì che il percorso divenisse stretto e sempre più profondo. Eccoli qua i ruscelli d'acqua che adesso appunto vediamo così, mentre in inverno poi ghiacciano e formano le pareti, le cascate di ghiaccio. Guardate appunto come il sentiero tende a restringersi. Dopo vedete, per chi dopo lo ripercorrerà in salita o nelle giornate più calde, hanno posizionato anche delle panchine per sostare. Vedete anche qualche punto decorativo con qualche fiore appunto messo dai responsabili del percorso. Vedete che bel camminamento comunque. Piccola annotazione linguistica: praticamente il termine serrai nella lingua locale significherebbe strettoie di Sottoguda, che è appunto il paese
qui a valle del percorso. Questa era l'unica via di collegamento che portava appunto da sotto Buda fino alla zona di Magacciapela, e non c'erano altre strade, e praticamente gli abitanti che dovevano fare avanti e indietro dovevano usare per forza questa via, che era l'unica che all'epoca esisteva. Appunto i serrai furono usati come unica via di collegamento fino agli anni 60, poi appunto fu costruita la strada che viene ancora adesso attualmente usata per il transito dei veicoli. Invece Davide che sta fotografando il ponte che si usa attualmente, appunto come vi dicevo, per il passaggio in auto. Meglio così, meglio lasciare preservati i serrai alla camminata turistica come stiamo facendo adesso. A proposito di cascate di ghiaccio, la più famosa è la cascata di Franzei, alta la bellezza di 110 metri, scandisco bene, e che attira essa, insieme a tutte le altre cascate che si formano, cascate di ghiaccio, attirano scalatori, comunque ice climber da tutta Europa. Guardate quanto dannatamente profondo qui va giù il canyon. Pensate appunto durante Vaia, tutti i metri d'acqua che ci saranno stati qui dove il letto è più alto, poi comprimersi attraverso questa strettoia, chissà che potenza sprigionata, che suono assordante, mamma mia. Ecco qui il torrente si allarga, penso momentaneamente, visto lì davanti. Vedete come si tranquillizza. Guardate che montagne magnifiche qui davanti. Pensate voi appunto, per farvi capire le potenze di Vaia che vi nominavo prima, è stata retta quest'opera appunto in memoria del crocifisso che non c'è più. No, siamo già alla fine. 2 chilometri che sono letteralmente volati, mamma mia. Per fare video, foto e ammirare il panorama non li ho nemmeno sentiti. Eccole qua. 1 e 2. Ecco, come vi avevo detto, purtroppo siamo arrivati già alla fine. Questi 2 chilometri sono volati, siccome abbiamo la corriera non dobbiamo tornare su, ma abbiamo fatto solo l'andata praticamente. E niente che dire, ve lo consiglio se passate qui in zona. Certo, venirci apposta, almeno da dove abito io, non è molto consigliato, però diciamo che se volete fare un tour qua in zona potete prenderlo dentro, è questione di mezz'oretta a percorrerlo a piedi. Si pagano 7 euro in singolo oppure 5 euro in gruppi da 20 o più persone.
Beh, insomma, spero che questo canyon vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. A me ha entusiasmato parecchio perché appunto queste gole, questo canyon dopo quello di Gaglio, diciamo che è un'altra gran bella meta creata dalla madre natura. Noi ci vediamo alla prossima escursione e che dire, viva la montagna come sempre.